La parola di Dio è la parte centrale del culto. Possiamo fare a meno della musica, abbiamo cantato lo stesso, vero? Certo, manca qualcosa, ma si canta lo stesso. Ma non possiamo fare a meno della parola e della preghiera. La preghiera, con la preghiera chiediamo a Dio di parlare al nostro cuore. E poi, aprendo la parola di Dio, abbiamo fiducia che lo Spirito Santo ci darà quello di cui abbiamo di bisogno. Alleluia. Leggiamo un passo in Giovanni. Evangelo di Giovanni, capitolo 10, è un passo molto conosciuto. Giovanni capitolo 10, leggeremo dal primo verso. Appena lo trovate, io vi invito, sempre nell'amore, di alzarvi in piedi, perché la parola di Dio merita, attenzione, rispetto, vero? Che Dio ci dia grazia e non sia solo una formalità, quello di alzarci in piedi, ma il nostro cuore sia in timore e in riverenza. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. In verità, io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlasse loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato ed entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano a esuberanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e a cui non appartengono le pecore vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho il potere di deporla, ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. È un passo meraviglioso. È un passo della parola che riporta delle parole dette da Gesù, un insegnamento che Gesù dà, e si presenta il Signore, parla di se stesso come della porta delle pecore
è come il buon pastore. E grazie a Dio perché ancora oggi Egli è il buon pastore, il sommo pastore delle anime nostre. Ma quando dice che Egli è la porta delle pecore, la porta è un ingresso. Chi apre una porta entra in un altro luogo, è vero? Quindi Egli è la porta, per mezzo di Gesù noi entriamo in un altro luogo, che non è materiale, ma è un luogo spirituale. Amen. È un luogo eterno, è un luogo di salvezza. Non c'è altra salvezza se non in Gesù. L'unico che salva è Gesù. Nessuna religione può salvare l'uomo, ma l'unico che salva e dà vita eterna e il perdono dei peccati è Gesù. E Gesù quando parla di queste cose parla in verità, ribadisce, come dire in sincerità, sono sincero, perché Egli è verità, vero? In verità, io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Ci sono queste due figure, ladro e brigante. Il ladro ruba, il brigante assale per danneggiare. Gesù non vuol fare del male all'uomo, Gesù ci fa solo del bene. Amen. Alleluia. Il ladro ruba, Gesù non ruba, Gesù dona. Amen. E ancora in questa mattina vuole donarci qualcosa. Se il nostro cuore è aperto riceveremo quello che il Signore vorrà donarci. Amen. Alleluia. Il ladro prende a forza. Il Signore non vuole prendere per forza. Vuole che noi ci offriamo a Lui. E aspetta che noi apriamo il cuore affinché Egli possa conquistarlo. Gloria a Dio. Non c'è altra via, non c'è altra porta, non c'è denominazione, non c'è gruppo di persone, ideologia. No, non c'è nulla di tutto questo che può salvare. La vera salvezza è solo in Gesù. E il Signore dice che le sue pecore sanno comprendere questo, ascoltano la sua voce, riconoscono la sua voce. E dico a me, gloria a Dio, perché quando una volta ho ascoltato la parola di Dio ho capito che Dio stava parlando al mio cuore. E quella era la parola di Dio rivolta a me da fanciullo. Alleluia, ho saputo riconoscere quella voce. E ancora oggi voglio sempre ascoltare quella voce che mi chiama a sé. Alleluia. Dobbiamo sentire questa voce che ci parla. Non è una voce che qualcuno sente, sento le voci, no? No, è una voce interiore, una bellissima voce che al cuore parla e invita il cuore a stare ai piedi della croce di Cristo. Invita il cuore a offrire se stesso proprio alla croce del Signore. Stando alla croce del Signore Gesù si riconosce il valore del suo sacrificio. Amen. Alleluia. Ci sono tante voci in questo mondo, sapete? E tante vogliono prendere il posto della vera voce. Alleluia. Siamo chiamati a riconoscere la voce di Dio che ci chiama a sé. Ci sono tante voci. Io alla radio sentivo in macchina un'intervista a un cantautore che ha composto delle canzoni e vuole proporre per invogliare alla pace,
che il mondo ha bisogno di pace. Diceva questo cantautore nell'intervista: il mondo ha bisogno di luce, di pace. E io penso che non è una canzone che può dare luce e pace, per quanto bella possa essere da ascoltare, no? Ma la voce più bella è quella di Dio, che ancora oggi parla al cuore dell'uomo, e ci invita ad amarci gli uni con gli altri. È vero, a presentare ogni difficoltà ai suoi piedi. Ci invita a guardare a Gesù come esempio di uomo perfetto. Alleluia. Sapete qual è il problema? È che l'uomo rifiuta questa proposta che viene dal cielo. Rifiuta. Vuole essere luce di se stesso. E spesso ciechi vogliono guidare altri ciechi, ma non giungeranno mai. Se un cieco guida un altro cieco, tutti e due non potranno mai giungere alla porta per aprire la porta. Amen. C'è bisogno che il buon pastore ci guidi. Alleluia. Ed ecco l'importanza di saper riconoscere quando Dio ci parla. Spesse volte io da ragazzo dicevo sempre, capivo che il Signore mi chiamava a servirlo, ma dicevo non ora, dopo. Non ora, dopo. Adesso devo fare altre cose. E rimandando, mi sono trovato poi lontano dalla grazia di Dio, ma il Signore è stato buono con me. Alleluia. Ad un certo punto ho dovuto ascoltare quella voce in mezzo a tante voci confuse. Solo confusione c'era nella mia vita. Quella voce particolare ha continuato a parlarmi e qualcosa dentro di me ha capito: è Gesù e devo afferrarlo, perché Lui è la mia speranza. Se voglio uscire fuori da questa situazione devo afferrare la sua mano. Alleluia. E grazie a Dio il Signore ha afferrato la mia mano e mi ha tratto fuori dal fango del peccato. Gloria al Signore. Quindi vedete, c'è bisogno di ascoltare la voce del Signore, gli inviti che facciamo quando evangelizziamo o diffondiamo un trattato o testimoniamo con la nostra testimonianza a qualcuno. Noi stiamo dando una mano a quelle persone. Alleluia. Preghiamo il Signore, perché il tempo della salvezza, della grazia di Dio non è ancora concluso. Il Signore vuole ancora salvare, ancora oggi. Alleluia. Ora dice, a Lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed Egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Ma dove vuole condurre fuori le pecore che Egli chiama per nome? Fuori da questo mondo, fuori dal peccato. Amen. E vuole portarli in un luogo sicuro, in un luogo certo, dove c'è protezione. Fratelli, nell'ovile del Signore c'è protezione. Fuori l'ovile non c'è protezione. Il gregge deve affrontare il ladro e il brigante, un'altra figura che abbiamo letto più avanti, il lupo. Amen. Perché c'è qualcuno che vuole sbranare le pecore che appartengono al gregge di Cristo. E questo si chiama Satana. Vuole sbranare le pecore che appartengono a Cristo. Alleluia. Ma possiamo stare al sicuro se siamo nell'ovile del Signore. Amen. Alleluia. Perché nell'ovile si è tutti insieme. E poi c'è qualcuno che ci sorveglia, che non dorme mai. Ed è Gesù.
Egli non dorme e non sonnecchia. A me? Ma il sommo pastore, anticamente, a quell'epoca, i pastori erano così attaccati alle pecore, perché le pecore erano importanti. Era fonte di guadagno, di sopravvivenza. Quindi quando si perdeva una pecora, un pastore perdeva tanto. Alleluia, il Signore non vuole perdere nessuno di noi, perché gli siamo costati. Sai quanto sei costato al Signore? Quel sangue che ha versato sulla croce è il prezzo che Egli ha pagato per acquistarci. Perciò Lui non vuole perderti. E farà di tutto ciò che è nelle sue possibilità per proteggerti. Gloria al Signore. La porta dell'ovile, il recinto, era il pastore stesso. Dormiva lì. Perché se una pecora voleva uscire fuori, intanto contava che il pastore lì e doveva essere intemorita, no? Ma doveva passare per forza sopra il pastore. E il pastore si doveva per forza accorgere che quella pecora stava andando via. E quindi dormiva e non dormiva, era sempre pronto per reagire e per impedire alla pecora di uscire fuori. E se riusciva, alleluia, quei pastori umani lo lasciavano perdere, ma il nostro pastore non lascia perdere nessuno. È vero? È scritto che, in una parabola che dice Gesù, lascia le 99 pecore e va in cerca di quell'unica che si è persa. Le lascia 99 al sicuro, ma lui va alla ricerca di quella che si è persa. E quando la prende, siccome è incapace di camminare perché si è ferita, è lui che la prende in braccio e la riporta nell'ovile, la cura. Gloria a Dio, quanto è buono il Signore. Alleluia. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono. Gesù si propone come guida e vuole essere la guida nella nostra vita. Se lo seguiamo, faremo una strada meravigliosa. È vero? Se non lo seguiamo, faremo altre strade, ma ci perderemo. Vogliamo avere il nostro sguardo fisso su Gesù, senza guardare né a destra né a sinistra. Non possiamo guardare le altre pecore, perché Gesù sta davanti a noi. Amen? Alleluia. I discepoli non capivano queste cose e Gesù stesso spiega: io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Ed entrerà e uscirà e troverà pastura. Cosa vuol dire questo? Il Signore non legherà mai nessuno. Tu puoi entrare e uscire. La vera libertà è in Gesù. La falsa libertà che offre il mondo, il peccato, quello sì che lega. Ma Gesù rende liberi. Amen. Amen. C'è qualcuno che si sente vincolato? Io mi sento libero. Ho trovato in Gesù la vera libertà, il valore della libertà. È Gesù che rende liberi. Amen. Alleluia. Conosci la strada, sei libero. Io ho fatto tutto quello che potevo per salvarti, è vero? Seguimi. Nella libertà, seguimi. Amen. Amen.
Alleluia. E poi dice chiaramente, io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Perché è morto Gesù? Perché gli piaceva soffrire. È uno che gli piace la sofferenza e ha gustato la sofferenza. Nel mondo ci sono anche queste persone, gli piace soffrire. E siccome il dolore è piacere, vedete la mente contorta, no? E allora si fanno i piercing finché possano provare del dolore, qualcosa di piacevole. Ho parlato con qualcuno di questi e non ho capito com'è che può provare piacere nel sentirsi continuamente. Il mondo è matto, potremmo dire umanamente parlando, ma la verità è che è lontana da Dio. Il mondo è lontano da Dio. Gloria al Signore. Ora Gesù dice chiaramente, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. No, non dovrai soffrire, soffrirò io al posto tuo, perché ti amo. È questo che ha fatto Gesù, ha dato la sua vita per noi. Ma il fatto che emerge da questo discorso di Gesù è che Gesù vuol far capire che nessuno gli ha tolto la vita. Io depongo la mia vita per riprenderla poi. Amen. Nessuno ha ucciso Gesù. È Lui che ha reso lo Spirito. Amen. Ha vinto la morte. Amen. È risuscitato. Perché? Perché Lui è Dio. L'uomo non può uccidere Dio. Gesù è Dio, è Lui la vita. È Lui la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Amen. Io depongo la mia vita per riprenderla poi. Gloria al Signore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono. Che bella questa affermazione. Io conosco le mie, Gesù ti conosce. E tu conosci il Signore. C'è questa intimità che non è legata alla religione, no. Non è legata neanche a un'altra persona che ha fatto in modo di congiungerti a Dio, no. Questo rapporto personale dipende da te che ti sei arresa e hai accettato il buon pastore. E dal buon pastore che ti ha inondato di tutto il suo amore, annullando e coprendo i tuoi errori, i tuoi peccati, cancellandoli. Oh Gesù, gloria a Dio, facendo di te una nuova persona, una nuova creatura. Alleluia. Al punto che come Paolo possiamo dire tutto nuovo è. Tutto il vecchio è passato. Adesso tutto è nuovo. Il vecchio è passato. Il vecchio uomo non c'è più. C'è un nuovo uomo, una nuova donna, che ha accettato la salvezza, ha accettato il buon pastore nella propria vita. Gloria al Signore. È bello poter dire l'Eterno è il mio pastore. È vero? Qualcuno lo ha scritto in un bellissimo salmo. Sapete di quale salmo parlo? Nel Salmo 23 siete tutti preparati. È forse il salmo più conosciuto del libro dei Salmi, un salmo che scrive Davide, ma si rifà proprio all'insegnamento di Gesù. Lui è il buon pastore. E Davide scrive così: l'Eterno è il mio pastore. A me nulla mi mancherà. Col fatto che hai accettato che Gesù è il tuo buon pastore,
anche tu puoi dire nulla mi mancherà, perché hai trovato tutto pienamente in Lui. Nulla mi mancherà vuol dire sotto ogni punto di vista. Da un punto di vista materiale, gloria a Dio, fin qui il Signore ha provveduto, vero? E da un punto di vista spirituale, nulla mi manca, sto bene, ma non di salute fisica. Possiamo ammalarci fisicamente, non è questo. No, da un punto di vista spirituale, molti soffrono spiritualmente, hanno una tristezza che non riescono a risolvere, una depressione, che solo Dio può risolvere. Se accetti il buon pastore nella tua vita e sai riconoscere la sua voce che parla al tuo cuore. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Che bello! Queste parole scritte da Davide sono frutto di ciò che egli sente dentro, quando rivolge il suo cuore alla ricerca di Dio. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché tu sei con me. Oh, alleluia, gloria a Dio. È un'affermazione forte. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Sì, perché il sommo pastore, il buon pastore, non lascerà mai le sue pecore. Amen. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ma mi chiedo, ma può un bastone e una verga consolare? Dipende dal pastore che le usa. Ne avete visti i pastori che per strada camminando? Una volta ne ho visto uno, la pecora si camminava, levati, entra qua. Meno male che non era il buon pastore. Povera pecora, quanti calci. Ma il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Il bastone e la verga, strumenti del pastore. Non so, uno dei due, credo, il bastone, era particolare, era dritto ma finiva con un semicerchio, e perché stendendo quel bastone lui prendeva per il collo, no? La fermava, non facendogli male, la fermava, no? La trascinava, stare lì. E la verga è un colpettino che sono io. Un colpettino, sono io. Questo, il bastone e la tua verga mi consolano. Signore, mi stai riportando nella strada giusta. Non è che non ti curi di me, ma se io mi allontano, cambio strada, tu mi riporti nella strada dell'ovile. Per questo posso stare sicuro. Mi consolano il tuo bastone e la tua verga. Amen? Gloria al Signore. Tu prepari davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Che bello. E Davide aveva tanti nemici. E tutti i nemici di Davide desideravano che Davide fosse abbandonato dal Signore, fosse punito. E invece vedevano che il Signore lo benediceva sempre di più. Tu fai vedere ai miei nemici che tu prepari per me una mensa. I miei nemici vedono
che tu mi benedici. Bello. Perché chi ama il Signore viene benedetto e gli altri vedono la benedizione di Dio. Tu ungi il mio capo con l'olio, la mia coppa trabocca. L'olio è figura dello Spirito Santo. Tu ungi il mio capo di olio. E quando l'olio veniva versato, veniva in abbondanza versato, tutto il corpo veniva toccato, unto. Dobbiamo essere coinvolti dalla presenza del Signore. La mia coppa trabocca, la mia vita, la mia presenza è ripiena della tua presenza. Amen. Per questo la mia coppa trabocca. Facci essere coppe traboccanti, Signore. Alleluia. E poi certo beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Questa è la certezza di ogni pecora che segue il sommo pastore, il buon pastore. Ha questa certezza. Beni e bontà mi accompagneranno. Questo non vuol dire che non avrai delle difficoltà, ma la benevolenza di Dio ci sarà sempre sulla tua vita. Lo sguardo di Dio su di te. Amen. Amen. Dovrai affrontare difficoltà, certamente come uomini noi affrontiamo le nostre difficoltà quotidiane. Finché siamo qui sotto questo cielo, lascia ogni giorno il proprio affanno, ogni giorno il suo affanno, ma insieme potrai godere della presenza di Dio, del suo riposo, o no? Che bello quando ci raduniamo e l'anima nostra si riposa nel Signore, o no? Guarda che qua non sei al lavoro, dove per forza devi fare un lavoro, smuoviti, ancora qua sei, e ti stressi e ti stanchi, no? Qui siamo alla presenza del Signore. E alla sua presenza ci sono beni a sazietà, c'è cibo succulento che sazia l'anima. Gloria a Dio, e qui ci riposiamo, l'anima mia si riposa in te, o Signore, in te solo. Amen. Pensate al re Davide quando scrive questo salmo: l'anima mia si riposa, trova riposo in te solo. Sì, un uomo di stato, capo di governo, capo di una nazione, e quanti ne ha dovuto sopportare, però quando sei alla presenza di Dio lascia tutto ai suoi piedi. Voglio riposarmi nel Signore, glorificando il tuo nome, Signore. Non è fatica glorificare il Signore. Celebrare il culto a Dio non è una fatica, è un piacere. È vero? Gloria a Dio, ecco perché dice: certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno. Sì, Gloria a Dio. io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Quanto lunghi sono? Dio sa. Eterni, per l'eternità. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo.